Turista 18enne di Campagna Lupia in vacanza con gli amici a Durazzo in Albania, violentata in spiaggia da un giovane del posto, arrestato dalla polizia un 26enne con precedenti penali per furto e detenzione d'armi. Dopo 2 giorni di ricerche sono finite le speranze di ritrovare vivo Riccardo Pozzobon, geologo e professore dell'Università di Padova, impegnato in una missione di ricerca in Alaska e travolto dalle acque di un ghiacciaio. Serata tragica sulle strade del Veneto, 3 vittime in poche ore, 31enne padre di 2 bimbi morto in moto a San Fior, moto fatale, un 23enne a Jesolo, autocontrotir morto una 4 su 22enne bresciana, è tornato in Ucraina la salma del piccolo Vlad, il bambino di 6 anni travolto e ucciso da un'auto a Santa Maria di Sala, pochi giorni dopo essere arrivato nel Padovano per fuggire alla guerra. La turista tedesca accoltellata a Sottomarina, rientrata in Germania, ha scritto una lettera alla comunità di Chioggia: orribile quello che mi è successo, ma grazie a tutti per la solidarietà e le cure ricevute. Giornata calda a Vicenza per le proteste dei Notave, la galassia di associazioni legate ai centri sociali che hanno costellato il sabato di appuntamenti e flash mob, il momento di maggiore tensione al Bosco di Calti e ai ferrovieri. Jarmusch Voice Servillo Rosi, le indiscrezioni sui premi all'82esima mostra del cinema di Venezia in attesa dell'annuncio del vincitore del Leone d'Oro 2025, cerimonia a partire dalle 20. Buonasera e benvenuti all'edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. Orrore in Albania, a Durazzo, dove una ragazza veneziana appena 18enne, originaria di Campagna Lupia, è stata violentata in spiaggia. Subito arrestato l'aggressore, si tratta di un 26enne del posto con precedenti. Il sistema albanese sarà inflessibile, ha assicurato il console Giorgio Boatto, che si è messo a disposizione della vittima e della famiglia. A parlare anche l'avvocato trevigiano Fabio Crea, che a Durazzo ha uno studio legale. I lividi sul collo e in altre parti del corpo lasciano poco spazio ai dubbi e molto all'orrore, quello vissuto da una 18enne veneziana di Campagna Lupia, violentata nella spiaggia di Durazzo, in Albania. La ragazza alle 5:25 del mattino si trovava sui lettini di un albergo del lungomare dopo una serata come tante di vacanza. Qui un uomo l'ha avvicinata, poi l'aggressione e la violenza, inutili tentativi di opporsi, il racconto della 18enne reso non appena trova la forza di denunciare agli agenti della polizia albanese, che in tempi record identificano e fermano un 26enne, Leonard Preza, il suo nome, con precedenti penali per furto e detenzione illecita d'armi, l'arresto nel giro di poche ore. A Durazzo ha uno studio il legale trevigiano Fabio Crea, che pur non occupandosi direttamente del caso ben conosce la città. Da quelle notizie che ho acquisito anche attraverso gli organi di polizia si tratta di una compagnia di ragazze molto giovani, dell'età della ragazza che ha denunciato la violenza, la quale si sarebbe allontanata ad un certo momento dal luogo in cui vi erano le altre ragazze e quindi è successo questo fatto proprio in una zona che in teoria doveva essere tranquilla, perché erano i lettini di uno degli hotel appunto di alta categoria della zona del lungomare di Durazzo. La notizia dell'arresto viene diffusa dalle autorità, mentre parole precise sono espresse dal console Giorgio Boatto, imprenditore veneziano che fino a poche ore fa era proprio in Albania, a Durazzo. Di una gravità ovviamente inaudita anche per quanto riguarda soprattutto la giovane età della vittima, ma io mi sento di dire che assolutamente la polizia, le forze dell'ordine e il tribunale sarà assolutamente inflessibile su questo evento. Il sistema anche dal punto di vista investigativo è molto efficiente, non soltanto in questo caso, e quindi già in questo momento nelle prime ore hanno assicurato la persona denunciata dalla ragazza al ristretto in carcere. A sua volta il console si rivolge anche alla vittima e alla sua famiglia. Sicuramente riceverà tutto il supporto possibile che le autorità potranno contribuire a dare. Non la lasceranno certamente sola, perché so come funziona, conosco abbastanza bene al di dentro come anche la polizia opera. Dopo 2 giorni di ricerche sono finite le speranze di ritrovare vivo Riccardo Pozzobon, geologo e professore dell'Università di Padova, impegnato in una missione di ricerca in Alaska.
Tradito dal ghiaccio che conosceva bene, così come conosceva quei luoghi remoti della Terra che studiava per poter comprendere pianeti e satelliti, si sono interrotte nel ghiacciaio di Mende Hall in Alaska le ricerche di Riccardo Pozzobon, geologo e professore dell'Università di Padova. Lo studioso quarantenne, noto per le sue pubblicazioni sulle più prestigiose riviste scientifiche del mondo, era disperso da giovedì mentre era impegnato in una missione di ricerca finanziata dal National Geographic Grant Program. Una tragica fatalità, una banale caduta che però ha fatto precipitare Riccardo Pozzobon in un corso di acqua diffusione del ghiacciaio da cui non è più riemerso. Riccardo Pozzobon era arrivato in Alaska lo scorso 26 agosto e sarebbe dovuto tornare a casa domenica. Doveva studiare le fratture del ghiacciaio Mende Hall. In passato le sue ricerche avevano interessato i ghiacciai della Patagonia e i vulcani dell'Islanda. Al Dipartimento di Geoscienze i colleghi sono distrutti dal dolore. Riccardo era un ricercatore molto impegnato e molto bravo, molto apprezzato. Lavorava su dei temi un po' particolari, quella che viene definita la geologia planetaria, quindi lavorava sostanzialmente per capire meglio la struttura dei pianeti, ma per fare questo studiava anche ambienti simili, analoghi, quelli che vengono definiti gli analoghi terrestri. Ecco perché si trovava su questo ghiacciaio in Alaska, per poi capire meglio determinate strutture ghiacciate sui pianeti o sui satelliti di alcuni pianeti. Studiava la Terra per comprendere lo spazio. Pozzobon era stato anche istruttore per conto dell'Agenzia Spaziale Europea di molti astronauti, tra di loro anche Luca Parmitano. All'Università di Padova insegnava Digital Geological Mapping, esperto estremamente preparato. Tutto l'ateneo, piange il geologo, ricordato anche dalla rettrice Daniela Mappelli, che si stringe alla famiglia di Pozzobon, che lascia la moglie, un figlio piccolo e i genitori. Nel Dipartimento di Geoscienze nei prossimi giorni verranno programmate delle iniziative per ricordarlo. La perdita di Riccardo è un grande vuoto per il Dipartimento e quindi penso che faremo vari momenti o azioni per ricordare Riccardo, e poi soprattutto in questi giorni ci preme quello che stiamo cercando di fare nei limiti del possibile, in quello che ci è consentito, di essere il più possibile vicini anche alla famiglia, ovviamente. È tornata in Ucraina la salma del piccolo Vladi, il bambino di appena 6 anni, travolto e ucciso da un'auto a Santa Maria di Sala pochi giorni dopo essere arrivato nel Padovano per fuggire alla guerra. Dopo aver ricevuto l'ultimo saluto all'ospedale di Padova da parte dei suoi familiari e una benedizione del parroco di Murelle, la salma del piccolo Vladislav Malamen è partita alla volta del suo paese natale, l'Ucraina, verso Odessa, dove ad attenderlo ci sono la mamma e il fratello insieme ai parenti più stretti. Nei prossimi giorni, infatti, si celebreranno le esequie. La comunità parrocchiale di Murelle di Villanova di Campo San Piero si è stretta nella preghiera ai parenti e alla famiglia di Vladi e ringrazia tutti quanti hanno contribuito alla raccolta fondi attivata a sostegno della famiglia del piccolo per sostenere le onerose spese per il rimpatrio della salma del bambino di 6 anni morto a fine agosto dopo essere stato investito sulle strisce pedonali a Santa Maria di Sala mentre stava attraversando la strada con la mamma. Grazie alla solidarietà di tante persone, nel conto corrente della parrocchia di Murelle sono arrivati oltre 16.000 euro per la famiglia di Vladi. A meno di un mese dall'ultimo incidente, un'altra vita spezzata sulle strade di Jesolo. Ieri sera un ragazzo di 23 anni ha perso la vita in sella alla sua moto. Erano circa le 22 quando alla rotatoria tra Viale Padania e Via Vespucci a Jesolo Lido, Mihai Daniel More, 23enne di origine rumena, residente a Noventa di Piave, in sella alla sua moto si è scontrato con l'auto guidata da un 50enne veneziano. Il ragazzo è stato sbalzato dalla sella nel momento dell'impatto, lì nei pressi della rotatoria, finendo prima contro questo palo in acciaio lungo la pista ciclabile, poi su quel cartello stradale. Il ragazzo è morto sul colpo. Sul posto poco dopo sono giunti gli agenti della polizia locale con i vigili del fuoco di Jesolo e i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Illeso il conducente dell'auto. Il 23enne era a Jesolo con un amico, anche lui in moto, che lo seguiva a breve distanza. Erano arrivati da Noventa per trascorrere il venerdì sera nella località balneare. Ora sono in corso gli accertamenti per omicidio stradale. Tra i residenti però c'è chi denuncia la pericolosità di quella rotatoria.
che noi dalla terrazza vediamo le macchine che poi da qui accelerano e sembra di stare in un circuito di Formula 1. E la rotonda è fatta in modo tale per cui le macchine che arrivano da quella direzione vanno dritte, non hanno la necessità di fermarsi, è come se fosse un rettilineo da questa parte. Infatti circa 20 giorni fa è successo un incidente nello stesso esatto punto, proprio qua, con un altro ragazzo poverino, e quindi sono delle segnalazioni che sono state fatte. Abbiamo chiesto in modo informale agli assessori in occasione di manifestazioni che ci sono state, magari per vedere, che ne so, dei dossi, in modo tale che prima delle rotonde le macchine e le moto fossero costrette a rallentare in qualche modo. Il sindaco intanto invita alla prudenza. Ovviamente noi lasciamo a chi di dovere, alla polizia locale, fare le dovute indagini per capire i motivi di questo incidente. Probabilmente sono legati anche a una velocità non adeguata al contesto, è per questo che noi ci uniamo al cordoglio prima di tutto della vittima, della famiglia della vittima, e esprimiamo tutto il dolore della città di Jesolo, ma colgo l'occasione per rinnovare un invito che cerco di fare ogni volta, soprattutto in questo weekend di arrivi e di partenze a Jesolo, che è quello di usare la testa alla guida e di cercare di adottare dei comportamenti portati alla sicurezza e al rispetto di sé e degli altri. Un'altra giovane vita spezzata in un incidente stradale avvenuto questa volta lungo l'autostrada 4 attorno alle 22 di ieri sera. L'auto con a bordo 2 giovani stava viaggiando in direzione Milano. Tra i caselli di Verona Est e Verona Sud è andata a sbattere contro un mezzo pesante che si trovava fermo in una piazzola d'emergenza. Il conducente dell'auto, un 25enne residente a Pisa, è stato trasportato in ospedale in codice giallo, mentre non c'è stato niente da fare per la ragazza seduta al posto del passeggero. Si tratta di Elisa, 90, una 22enne originaria della provincia di Brescia ma residente a Pisa, che è deceduta sul posto. Dalla polizia stradale riferiscono che il 25enne verrà indagato. E nel trevigiano San Fiore, in lutto per la tragica scomparsa di Luca Pagotto, morto in un incidente stradale in sella alla sua moto. Fatale il tamponamento con un'auto lungo la Pontebana, avvenuto ieri sera attorno alle 19:20. Conosciutissimo in paese, Luca aveva 31 anni, lascia 2 figli di 8 e di 2 anni. Dimessa e subito rientrata in Germania, la turista tedesca che era stata coltellata sottomarina ha voluto mandare un messaggio tramite il sindaco di Chioggia, Mauro Armelao. Vorrei dire un paio di cose alla gente di Chioggia. Noi siamo venuti qui per le vacanze, quello che mi è successo il primo giorno è stato orribile. Io non conoscevo nessuno qui, che il mio cane sia scappato per me è stata una catastrofe e sono grata dell'aiuto ricevuto. Inizia così la lettera che Monica Grimm, la turista tedesca 35enne accoltellata lunedì scorso a Sottomarina mentre passeggiava col suo cane, ha mandato al sindaco Armelao, con cui è rimasta in contatto, affinché la diffondesse a suo nome. Dopo le dimissioni dall'ospedale, infatti, la donna è tornata immediatamente in Germania portata dall'ambulanza. Vorrei ringraziare, scrive ancora, i sanitari dell'ambulanza e la squadra che mi ha aiutata quella notte e in reparto nei giorni successivi. Grazie a chi mi ha aiutata a ritrovare il mio cane, a chi ha messo a disposizione il drone e al sindaco Armelao che ha pubblicato la ricerca. Con il suo aiuto ha contribuito che tutta la città fosse al corrente della situazione. Ringrazio anche tutti gli abitanti di Chioggia e i carabinieri. Sono rimasta molto affascinata dalla solidarietà di questa città. Dopo questa terribile aggressione, conclude Monica, bisogna capire che volevo solo tornare a casa mia. Le mie ferite guariranno, per questo chiedo assoluta privacy, mi riferisco alla stampa, appello di lasciarci in pace, vi prego di rispettarlo. Il sindaco Armelao ha detto di voler rispettare a sua volta la volontà di Monica. Sono felice, ha dichiarato, che abbia riconosciuto la solidarietà della nostra città e la mobilitazione che c'è stata per trovare Laki. Rimarrò comunque in contatto con lei via WhatsApp con l'invito di ritornare a Chioggia. Allora ci trasferiamo a Vicenza, dove si è vissuta una giornata particolarmente calda per le proteste dei No TAV.
È stato necessario l'uso degli idranti da parte delle forze dell'ordine per fermare l'azione degli attivisti in ottava al bosco di Caalte. Dopo una prima fase in cui sono stati scanditi slogan contro la cementificazione, un gruppetto ha tentato di varcare l'area di cantiere che era stata già oggetto di accese contestazioni luglio scorso. Questa è la seconda tappa di una giornata di mobilitazione in città che ha visto accendersi la protesta in forme diverse per motivi diversi. Tutto è cominciato alle 8:30 a Ponte Alto. È una giornata intensa, è una giornata in cui si mescolano tante cose, è una giornata che parte la mattina con la contestazione, una contestazione che abbiamo chiamato diffusa e infestante ai cantieri del Tavo o comunque in luoghi simbolici. Saremo qui a Ponte Alto, poi andremo a Caalte, poi ne approfitteremo per attaccare uno striscione per segnalare le pesanti polveri sottili che Iricav 2 e Sartorello hanno fatto demolendo parte dell'edificio ieri, indicando anche come problema tutti gli altri edifici, e poi finiremo anche in stazione, anche per annunciare che durante il weekend dell'8 settembre, comunque sono giornate anche un po' particolari per Vicenza, la ferrovia che funziona poco o è mezza chiusa, sì, insomma non è che sia proprio un gran segnale per la città. Focus delle rivendicazioni il tema della difesa degli spazi verdi e dei boschi urbani. L'occasione è stata anche di rilanciare la proposta che accomuna Lega Ambiente e Comitato Ferrovieri, che offrono un progetto alternativo al nuovo viadotto previsto in via Maganza, una costosa infrastruttura, dicono, che potrebbe essere sostituita riutilizzando il percorso lungo l'argine del Retrone, un progetto firmato dall'ingegnere Stefano Cestonaro che è stato appena portato a conoscenza dell'amministrazione comunale e regionale. Realizzare una pista ciclopedonale in alternativa al cavalcaferrovia. Il cavalcaferrovia è il secondo collegamento che sarà fatto dai ferrovieri a San Lazzaro, perché c'è già un sottopassaggio, quindi riteniamo che il cavalcaferrovia sia ridondante nel progetto. Salvare il bosco e utilizzare la strada di cantiere che hanno fatto adiacente al fiume e farla diventare una pista ciclabile che colleghi il quartiere Sant'Agostino direttamente alla stazione con una mobilità veramente sostenibile, in modo che in stazione si possa arrivare con mezzi sostenibili e non con le auto e basta. Ci sono 2 anni di tempo per ripensare a questo progetto. Ci sarebbe un risparmio di quasi 38 milioni di euro senza fare questo viadotto. Quei 38 milioni di euro si possono sia risparmiare che investire in opere sociali più utili, come per esempio mettere a posto altre case popolari o pensare a un albergo cittadino più dignitoso. La CGIA di Mestre ha analizzato il prelievo IRPEF nelle città del Veneto. La città dove la quota è più alta è Padova. I contribuenti più tassati e più ricchi del Veneto risiedono a Padova. La stima arriva dal centro studi della CGIA di Mestre, che ha analizzato i dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze sul prelievo medio netto dell'IRPEF. La provincia di Padova si conferma tra le più ricche del Veneto, dove l'importo pagato dalle persone fisiche nel 2023 è stato di 6.098 euro. Seguono le province di Treviso con 5.700 euro e quella di Vicenza con 5.634 euro. Fuori dal podio Verona e Venezia, mentre i meno tassati sono i contribuenti IRPEF di Belluno e Rovigo. In provincia di Padova i redditi sono più alti, da qui il prelievo fiscale più elevato. A livello nazionale lo scostamento tra nord e sud del paese si conferma molto rilevante. Nella prossima manovra finanziaria è indispensabile ridurre l'IRPEF al fine di sostenere il ceto medio, ovvero quel segmento della popolazione lavorativa veneta composta da liberi professionisti, funzionari, quadri, piccoli commercianti, artigiani e titolari di partita IVA, che più degli altri hanno subito gli effetti negativi delle crisi economiche che si sono susseguite negli ultimi 20 anni. È fondamentale supportarli, poiché rappresentano la stragrande maggioranza degli occupati presenti nella nostra regione, che con il loro contributo determinano il rafforzamento dell'economia del Veneto, la riduzione delle disuguaglianze sociali, nonché la garanzia della stabilità politica e della coesione sociale. L'82esima mostra del cinema di Venezia è arrivata alla sua serata conclusiva e quindi il momento dei verdetti. Noi ci colleghiamo col Lido di Venezia, dove si trova per noi come sempre Lorenzo Maier. Buonasera Lorenzo. Buonasera Filippo, a te e ai nostri telespettatori. Siamo qui con Nicoletta Rizzetto proprio
ai lati del red carpet stanno passando gli ospiti. In realtà questo rituale è iniziato da un'ora, alle 19 dovrebbe essere prevista l'inizio della premiazione, dunque non ci sono ancora notizie ufficiali, però possiamo dirvi con ragionevole certezza che 2 premi del palmarès principale andranno all'Italia. Si tratta di Tony Servillo, possibile e probabile Coppa Volpi, come abbiamo già annunciato nella prima edizione del telegiornale delle ore 13, e un premio andrebbe da parte della giuria anche a Gianfranco Rosi. Per The Voice of Rashid, il film palestinese che ha commosso la Sala Grande Lido, non ci sarà il Leone d'Oro, ma ci sarà comunque un premio importante. Il Leone d'Oro invece che dovrebbe essere attribuito a Jim Jarmusch, statunitense, per questo film Father, Mother, Brother and Sister, un trittico che ripropone un quadro familiare che ha visto nel cast un cast veramente un super cast con Adam Driver e Kate Blanchett tra gli altri. Queste sono ovviamente indicazioni che attendono poi la conferma in sala da parte della giuria e ovviamente della conduttrice Emanuela Fanelli, che abbiamo visto poco fa entrare in sala e ci ha rilasciato anche qualche battuta. Tutto è andato bene, c'è un fervente entusiasmo, anche un po' di chiusura di questa 82esima edizione che, come abbiamo fatto vedere in questi giorni, ha numeri veramente record. Siamo in attesa di vedere le delegazioni dei film passare per la premiazione, poi il film francese di chiusura sarà l'ultimo atto di questo festival. Se non hai domande dallo studio ti restituirei la linea dando appuntamento a più tardi per i telegiornali di Venezia e Treviso. Grazie a Lorenzo Maier in collegamento in diretta dal Palazzo del Cinema del Lido con la collaborazione di Nicoletta Rizzetto. Torna all'approfondimento politico di Ring, la nostra trasmissione di prima serata condotta dal vice direttore Ferdinando Avarino. Le elezioni regionali si avvicinano e Antenna 3 è pronta a raccontarvi la campagna elettorale minuto per minuto. Lunedì sera alle 21 il primo appuntamento della nuova stagione. E con questo per ora è tutto, io vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a seguire le previsioni del tempo, dopodiché ci sarà l'edizione di Venezia e quindi di Treviso. Grazie di nuovo e arrivederci.